Buongiorno intanto e benvenuti a tutti. Siamo qui alla conferenza stampa di Bel Paese Express. Bel Paese Express è una startup in ambito turistico-culturale, fondata nel settembre 2022 e operativa da gennaio 2023, che si occupa di sviluppare delle cacce al tesoro 2.0 per più comunemente chiamate city escape, al fine di scoprire e riscoprire in modo divertente e innovativo città d'arte e borghi italiani. Il team è composto da 4 under 30 con esperienze nel mondo della comunicazione, del marketing e del project management e delle vendite. Andrea Bonso, 29 anni, di Venezia, responsabile editoriale e comunicazione. Federico Casarin, 29 anni, di Venezia, responsabile contabilità e traduzioni. Antonio De Guzzis, 28 anni, da Catanzaro, responsabile tecnico. E Giacomo Favaro, 27 anni, di Treviso, responsabile commerciale. Si tratta di un team eterogeneo con background e competenze diverse che, unendosi, ha dato vita a un qualcosa di importante e significativo, un progetto che punta a portare una ventata di novità all'interno del settore turistico. Bel Paese Express nasce con lo scopo di rivalorizzare le bellezze del nostro paese, focalizzandosi in particolare sui concetti di esplorazione urbana e turismo lento. Si basa su 3 principi fondamentali, ovvero leggerezza, cultura e divertimento, e mira a creare una nuova modalità di visita turistica che sia accessibile, immediata ed immersiva. Durante le missioni, giocabili interamente attraverso il proprio dispositivo, funzionano come una classica chat di messaggistica, sia in italiano che in inglese. I Bel Paese Express giocatori potranno interagire con i personaggi delle storie trovandosi di fronte a enigmi e indovinelli, le cui risposte sono nascoste intorno a loro, nell'architettura, nelle statue, nelle targhe e così via. È una passeggiata consapevole, attenta e dinamica, in cui, se si vuole arrivare fino in fondo, bisogna aguzzare la vista e mettere in moto il cervello. Per questo motivo le esperienze sono ideali anche per le scuole e per le aziende, che cercano particolari attività di team building. Questa startup è sicuramente uno strumento ideale per un turismo esperienziale, così tanto ricercato nei nostri tempi contemporanei così convulsi, nel quale il visitatore o giocatore può immergersi in un'esperienza di storia, di cultura, di visita guidata in grado di fargli scoprire e apprezzare il nostro patrimonio artistico e culturale con uno sguardo attento e consapevole. Ringrazio questi giovani, a nome del Consiglio regionale, per la loro capacità di innovazione che hanno trasfuso con la ideazione di questa startup e anche, permettetemi di evidenziare, il loro spirito imprenditoriale che ha fatto sì che investissero energia, lavoro ed entusiasmo in un progetto nuovo ed accattivante che oggi conosciamo più da vicino. Uno strumento che punta ad incrementare con un nuovo tassello l'offerta turistica nel nostro territorio. Turismo che, è bene ricordarlo, è la prima industria nel Veneto. Non mi dilungo oltre e lascio la parola all'amico Andrea Bonso. Grazie per l'attenzione a tutti. Grazie mille, consigliere, è un onore essere qui oggi. Vi dico solo che un anno fa eravamo dal notaio a firmare le carte per dare vita a Bel Paese Express e un anno dopo noi siamo qui in questa location eccezionale a presentare appunto Bel Paese Express. Allora, che cos'è Bel Paese Express? Il consigliere l'ha detto, è una startup nata con l'obiettivo di far scoprire e riscoprire città d'arte e borghi italiani ai turisti, ma anche ai local, perché dà un'alternativa, ecco, lontana da quelle classiche, per visitare borghi e città d'arte. Siamo in Veneto perché il nostro team è veneto, quindi abbiamo deciso di partire da questa straordinaria regione sotto tutti i punti di vista, e le location attuali sono, vado anche avanti con la presentazione così potete leggere. Siamo a Venezia con 2 missioni, siamo a Bassano, siamo ad Asolo, siamo a Treviso e poi ne abbiamo anche una fuori dal Veneto, a Pisa. Sono tutte storie ispirate a fatti o a personaggi legati a queste location, per appunto permettere ai visitatori e ai local di conoscere veramente la storia di queste città d'arte e borghi. E in più, oltre all'aspetto ludico, c'è l'aspetto culturale, perché ci sono tutti questi approfondimenti che permettono al visitatore di capire che cosa ha davanti, perché spesso
e volentieri si guarda, ma non si sa veramente che cosa si sta guardando. Ecco, con Bel Paese Express, prima di tutto si attiva la mente, si aguzza la vista e poi si impara. Quindi mettiamo questi due, c'è il connubio tra ludico e culturale che sta alla base ovviamente del gioco. E abbiamo appunto 6 missioni in 5 meravigliose location, ne arriveranno altre a breve, una sveleremo a breve di cosa si tratta. Abbiamo oltre 2000 follower sui social e soprattutto, è la cosa che ci fa veramente piacere, abbiamo portato oltre 1000 persone in missione e le recensioni, i feedback, i riscontri sono tutti positivi e ci riempie il cuore leggere, sapere che si divertono, imparano, eccetera, e queste recensioni ci spingono ad andare oltre. E queste missioni si basano su vari concetti, come diceva prima il consigliere. Per noi è molto importante la redistribuzione del flusso turistico. Per esempio abbiamo una missione qui a Venezia del caccia all'uomo del Capellon che sta lontana dai posti mainstream, quelli dove affollati dal turismo di massa, ma vi portano in zone di Venezia in cui è addirittura difficile incontrare qualcuno e regalano veramente degli scorci unici. E questa cosa abbiamo cercato di riproporla in tutte le location. Quindi ad Asolo si va a finire, per esempio, la storia di Asolo è ispirata alla figura di Eleonora Duse, quindi si va fino al cimitero a portare gli onori alla sua tomba e poi c'è tutta questa meravigliosa vista sul Monte Grappa e su tutta la valle, e a Bassano idem. Quindi ci sono veramente degli scorci unici che facendo una visita un po' a sé, una passeggiata slegata magari da Bel Paese Express, si rischia di non vedere e appunto non ne vale la pena. Un altro dei pilastri di Bel Paese Express è sicuramente il dialogo e la collaborazione con le realtà locali, perché questo ci permette di, oltre a aumentare il valore del prodotto, ma anche di essere presenti in maniera concreta a livello territoriale, perché ovviamente essendo un prodotto digitale a noi basta creare il prodotto, metterlo in commercio ed è finita lì. Invece no, in questo modo noi siamo presenti sul territorio perché ai giocatori viene consegnata una mappa, viene consegnato poi alla fine il premio finale per premiarli, anche se in realtà il vero premio è l'esperienza in sé, ma questo ci permette di essere presenti e la presenza in un mondo sempre più digital per noi è fondamentale. E questo ci permette anche di creare un'esperienza conviviale perché insieme a questi locali, che sono dei bar, creiamo delle promozioni che appunto permettono ai giocatori, dopo aver fatto 2, 3, 4 ore di missione, di passeggiata, di vivere un momento conviviale, colloquiale, magari davanti a un caffè, davanti a uno spritz, davanti a un gelato. Questo è un po' Bel Paese Express. L'ultimo punto sul quale noi ci siamo molto focalizzati è il fatto che si può giocare quando si vuole e con chi si vuole. Non ci sono limiti di tempo e questo è molto molto importante perché appunto in questo mondo di turismo mordi e fuggi, di fretta, dobbiamo vedere tutto subito, ecco, noi invece ci allontaniamo un po' da quest'ottica, ma cerchiamo di dare un'opportunità ai visitatori, ai locali, ai turisti, di godersi, di assaporare quello che hanno attorno, le meraviglie d'Italia, come ci piace definirle, però in leggerezza, senza fretta, senza la volontà di bruciare il tempo, ecco. Quindi si può fermare a mangiare, si può visitare un museo, ci si può sedere su una panchina a osservare il panorama, ecco. Quindi questo è un po' il concetto che c'è dietro a Bel Paese Express, una passeggiata ludico-culturale vissuta in totale leggerezza tra le meraviglie d'Italia. E vorrei chiamare sul palco anche il resto del mio team, che magari approfondiscono alcuni aspetti, da quello commerciale a quello tecnico, e quindi chiamo sul palco Giacomo Favaro. Buongiorno a tutti. Intanto ci tenevo prima di tutto a ringraziare il consigliere regionale Pavanetto per l'ospitalità, perché veramente è un onore per tutti noi essere qua oggi a poter presentare, come giustamente diceva Andrea, dopo soli 9 mesi,
un anno dalla Costituzione, poter presentare qui in regione il nostro progetto della nostra startup. Ci tenevo anche a ringraziare i miei soci, perché se non ci fossimo trovati, se non fossimo sempre disponibili a migliorarci a vicenda continuamente, non saremmo qui oggi. E quindi grazie Andrea, grazie Antonio, grazie Federico. E proprio questo progetto ci ha dato la possibilità di capire fino in fondo quanto è importante il lavoro in team. E il lavoro in team è proprio l'estratto del mio discorso. Il nostro progetto si sposa perfettamente si sposa con tutte quelle attività commerciali o associazioni sportive o gruppi di qualsiasi tipologia per l'attività di team building, quindi proprio di formazione all'interno delle nostre esperienze, come per esempio la divisione in piccoli gruppi, in piccoli sottogruppi di un team di lavoro molto più grande, e la possibilità di lavorare per migliorare l'intesa. Questo è un concetto ed è uno dei nostri obiettivi primari da quando abbiamo iniziato, e vogliamo portarlo avanti sia con le aziende del territorio sia con le associazioni sportive, è un altro punto molto importante, ma non per ultimo, anzi non come secondo concetto, è importantissimo per noi anche il ruolo che ha la didattica all'interno della nostra startup, perché offriamo la possibilità alle scuole, agli istituti di qualsiasi tipologia, pubblici, privati, paritari, di partecipare con le loro classi alle nostre esperienze, in modo che i ragazzi di qualsiasi età, dalle elementari fino alle superiori o all'università, di affrontare un percorso formativo che gli permetta di scoprire in un modo che non avevano magari mai vissuto le nostre città, le nostre meravigliose città e borghi storici. Oltre chiaramente alla lingua italiana, le esperienze sono disponibili in lingua inglese, e nulla vieta che in futuro non si possano anche inserire altre lingue, quindi proprio a sottolineare l'importanza che può avere per le scuole, per la didattica, il nostro progetto si offre anche in lingue straniere, in lingua inglese. Quindi ecco, questo era quello che volevo sottolineare, ci tenevo particolarmente. E adesso lasciamo la parola ad Antonio, il nostro responsabile tecnico e dello sviluppo tecnologico della nostra startup. Allora, buongiorno a tutti, io sono Antonio De Guzis, il responsabile tecnico del progetto Bel Paese Express, e da circa un anno mi occupo fondamentalmente di gestire i collaboratori esterni con cui lavoriamo per rendere questa esperienza vivibile ai nostri clienti, i beeper. Fondamentalmente gestisco un team esterno con cui abbiamo sviluppato un sito web, ma soprattutto la web app. La chiamo così perché fondamentalmente non c'è un'app da scaricare, si tratta di utilizzare il proprio browser, un link e un codice univoco che vengono inviati in fase di, diciamo, acquisto. E la nostra web app è molto, diciamo, semplice e intuitiva. Come potete vedere alle mie spalle, è molto simile a quella che è il layout di WhatsApp. Questo perché abbiamo voluto, diciamo, dare la possibilità ai nostri clienti di vivere il tutto in un ambiente molto simile, molto conosciuto, magari non dovendosi imbattere in qualcosa di nuovo da scoprire e da capire come funziona. Quindi il tutto è molto facile ed intuitivo. Quando abbiamo pensato di sviluppare questa web app simile a WhatsApp, abbiamo provato anche ad essere il più user friendly possibile. Cioè abbiamo cercato di anticipare, di capire quali potessero essere le necessità del nostro pubblico, e per questo abbiamo, diciamo, pensato di inserire indizi per risolvere le domande piuttosto che la soluzione. Diamo la possibilità di avere il PDF della mappa qualora a quella fisica succedesse, si perdesse, insomma non potesse essere più utilizzabile. E soprattutto, essendo appunto un'attività ludico-culturale, abbiamo deciso di approfondire ogni aspetto, ma non dare questi approfondimenti di getto, bensì tramite il tasto scopri di più decidere se leggere o meno l'approfondimento, il che rende l'esperienza del singolo gruppo sicuramente unica rispetto a tutte le altre. Quindi la nostra esperienza è sicuramente unica, perché gli approfondimenti possono essere utilizzati o meno, e in questa maniera, insomma,
il giocatore può vivere diciamo, la sua missione come vuole. Per quanto riguarda lo sviluppo è uno sviluppo che avviene da un anno a questa parte costantemente. Abbiamo provato a migliorare e ad affinare la nostra web app. L'ultimo sviluppo di un mesetto fa è stato appunto l'introduzione della possibilità di regalare l'esperienza andando a flaggare in fase di acquisto l'opzione regalo, mentre vado ad anticipare un qualcosa che sarà disponibile tra qualche settimana, cioè la possibilità di acquistare pacchetti di esperienze in cui il nostro cliente andrà a pagare a un prezzo ovviamente scontato la possibilità di acquistare 2 o 3 esperienze, il che dà la possibilità appunto al cliente di risparmiare e a noi di avere un cliente più fidelizzato. Questo diciamo è quello che è un po' lo sviluppo più estremo. In realtà il nostro lavoro è giornaliero, lavoriamo per la manutenzione del sito web, della web app e soprattutto lavoriamo per il caricamento delle missioni che avviene diciamo in maniera preventivata, e abbiamo già deciso quante missioni far uscire nel 2023 e 2024 in modo tale che tutto sia nelle tempistiche. E proprio rispetto a questo lascio la parola a Andrea, che credo introdurrà l'ultima diciamo ospite della giornata. Grazie dell'ascolto, è stato un piacere. Grazie Antonio, rieccomi qui. Allora sì, Antonio ha parlato di futuro, le novità a stretto giro saranno appunto la pubblicazione di questi pacchetti che, come ha già spiegato Antonio, prevedono 2 o più missioni acquistabili a prezzo ridotto e poi il futuro ci riserva delle nuove missioni. Stiamo guardando sempre al Veneto, ma anche fuori dal Veneto, quindi saremo in Friuli, saremo di nuovo in Toscana, ma tornando al Veneto, perché sono orgoglioso di svelare in anteprima che a stretto giro, quindi a ottobre, al massimo novembre, usciremo con una nuova missione, sempre legato al concetto di collaborazione con le entità locali, con le realtà territoriali. Ecco, siamo stati contattati da un'importante vetreria di Murano, Wave Murano Glass, che a breve chiederò a Giovanna di salire sul palco per raccontare com'è nata questa sinergia e cosa comporta questa sinergia. E sarà una storia dedicata alla figura di Marietta Barovier, una donna iconica della vetreria di Murano, e appunto si girerà per Murano scoprendo la sua storia e alla ricerca della sua famosissima perla rosetta, che è appunto un must della storia del vetro di Murano. Quindi abbiamo iniziato a parlare, a conoscerci con Wave Murano Glass, è nata questa storia, è nata questa collaborazione e la caccia al tesoro inizierà e terminerà all'interno della vetreria per dare un ulteriore valore a questa caccia al tesoro che non perché l'abbiamo scritta noi, non perché Murano è veramente una perla, però ci aspettiamo grandi cose. Quindi prima di concludere chiederei a Giovanna Martinelli se vuole salire qui per lasciarci un suo contributo. Grazie. Buongiorno, sono Giovanna. La Wave Murano Glass è una giovane azienda artigiana fondata da Roberto Beltrami all'età di 26 anni nel 2017, che ha fatto della lavorazione del vetro Murano una vera e propria missione. L'idea è quella di proseguire l'antica arte del vetro in un mondo digitale. D'altro canto abbiamo Bel Paese Express, che è questa startup che si è appena presentata, che offre queste esperienze digitali uniche e può trasformare le città d'arte in veri e propri palcoscenici per caccia al tesoro. Da queste due realtà si sono fuse in una collaborazione unica, un'esperienza digitale che guiderà i visitatori, come già anticipato, attraverso l'isola di Murano, raccontando la storia del vetro, in particolare quella di Marietta Barovier, l'inventrice della perla rosetta. Un viaggio che intreccia cultura, storia e tecnologia, concepito per arricchire l'offerta turistica e culturale di Venezia e dell'isola di Murano. Infatti la partenza e l'arrivo avverrà in Fornace, che si trova dietro Palazzo da Mula, che è anche il palazzo più antico di Venezia. Questo progetto rappresenta non solo un'innovazione, ma anche un tributo al lavoro incessante di tutti coloro
che si adoperano per mantenere alta la reputazione di Venezia come una delle città d'arte più straordinarie del mondo, se non la più straordinaria. Per cui un ringraziamento a tutti, speriamo che tutto questo tipo di iniziative continuino a valorizzare questo nuovo mondo di Venezia, visto magari anche di Murano in modo un po' diverso. Grazie a tutti. Ci stiamo dirigendo verso la conclusione di questa conferenza stampa. Io ringrazio Giovanna, ringrazio tutto il mio straordinario team, perché stiamo facendo qualcosa di bello, di buono, e non sappiamo dove ci porterà, ma sicuramente ci porterà lontano, perché anche noi stiamo vivendo una, tra virgolette, missione. Ogni giorno ci troviamo davanti a enigmi, a ostacoli che dobbiamo superare per appunto portare a termine quello che i nostri obiettivi. E ovviamente non posso che ringraziare il consigliere Pavanetto per la straordinaria opportunità, Alessandra idem. È un piacere essere qui, speriamo di tornarci per annunciarvi altre missioni in Veneto, e quindi grazie mille a tutti. Vi invito a seguire Bel Paese Express sui social, a guardare il nostro progetto, e per qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, qualsiasi curiosità avete i nostri contatti, e aspettiamo curiosi e pronti quello che volete chiederci. Grazie mille allora e buona giornata. Grazie.